Bene, credo che tutto sia pronto e quindi possiamo, come dire, accendere questa macchina del folklore, delle tradizioni popolari giunta alla 18ª edizione. Intanto buonasera a tutti, buonasera, grazie anche per questa bella accoglienza che fate, perché sapete degli applausi iniziali sono una sorta di energizzante per iniziare bene la serata. E devo dire sono anche molto felice di raccontarvi, di potervi raccontare quello che succederà su questo palcoscenico stasera, perché rientra nell'ambito di questo progetto ampio che in estate in Sardegna vuole raccontare il mondo delle tradizioni della nostra terra, i suoni, i canti, le danze popolari, l'abbigliamento tradizionale, con questo piacevole gioco di rimandi, con questo incontro con le altre realtà del mondo che vivono con passione le stesse tradizioni popolari. Allora ecco che momenti di folklore sono momenti particolarmente intensi, perché da 18 anni ogni anno qui a Villasor l'associazione culturale San Biagio, insieme con il contributo, il sostegno, l'aiuto dell'amministrazione comunale di Villasor, della regione autonoma della Sardegna, porta avanti questo progetto. E quello di quest'anno, tra l'altro, vedremo anche un'iniziativa che fa parte della vita stessa dell'associazione San Biagio, che ormai compie quest'anno 45 anni di attività, e quindi tante cose nella sua storia, ma molto molto piacevoli. Sono, come dire, un catalizzatore, un aggregatore di esperienze culturali e popolari della vostra comunità. E stasera il confronto sarà piacevole, perché andremo in diversi luoghi dell'isola, nel Barigadu, nel Sulcis con Busachi, con Teulada, e poi invece un viaggio in diversi luoghi particolarmente interessanti del mondo, perché andremo nella zona tra Europa e Asia con la Georgia, quindi nei mari del sud, quindi nella Polinesia, ma tutto quell'arco di isole particolarmente interessanti, e poi nell'Europa centrale con la Repubblica Ceca. Insomma, un programma davvero molto molto ampio, che io vorrei anticiparvi non solo con le parole ma anche con la presenza delle associazioni. Ed ecco che vorrei per primo l'associazione, quindi la Sardegna, la vostra comunità, il gruppo, l'associazione culturale e folclorica San Biagio, con il suo presidente Stefano Poddighe. E poi vi ho parlato del Barigado, Busachi bella mia, quante cose interessanti in questa bella comunità, Busachi. Poi nel Sulcis ci sono tante caratterizzazioni nel vestiario e nei balli, con Teulada che fa capo all'associazione culturale e turistica Proloco. E poi subito dei giovani, la forza nelle danze, ritmi incalzanti con la Georgia, sono tutti giovanissimi, il gruppo Gurgiani, avremo modo di parlare di loro. Poi andremo, come vi ho detto, nei mari del sud, nell'Oceania, in particolare in Polinesia, e vedremo quali danze ci porteranno loro. E chiudiamo insomma nel centro dell'Europa con altre danze particolarmente interessanti, sia dal punto di vista individuale che nella gestione delle coppie, con la Repubblica Ceca. Eccoli qua. Vedete che bel quadro, anzi io farei, vieni, un po' più in qua, venite un po' più in qua, così anche voi un pochino, facciamo proprio, guadagniamo il centro, così facciamo vedere insomma questa anticipazione piacevole, insomma. Chiedo all'associazione, poi sarà tutto pronto, di cominciare a portare anche un piccolo segno, un ricordo che a ciascuno di loro l'associazione Gruppo Folk San Biagio ha preparato, per lasciare insomma un ricordino di questa serata. E quindi adesso che i giovani insomma dell'associazione consegneranno, credo che siano dei dolci, dei vini, cosa buona proprio. E quindi consegnano intanto al gruppo di Busachi. Poi abbiamo anche tutte le sponsorizzazioni. Adesso
vedremo insomma le birre, poi dopo vi racconterò tutti gli sponsor, le aziende, tutti coloro che a vario titolo insomma sono stati fondamentali per rendere più interessante questo aspetto. Allora, nel frattempo che si celebra la consegna di questi ricordi che adesso andranno alla Georgia, alla Polinesia e alla Repubblica Ceca, io vorrei fare con voi l'apertura ufficiale di questa edizione numero 18 del Momenti di Folklore. Quindi vorrei invitare, allora grazie ragazzi, vorrei invitare intanto Stefano di stare più vicino a me, Stefano Poddighe, e poi vorrei il sindaco Massimo Pinna, l'assessora alla cultura Francesca Zorco sul palco, e poi vorrei anche il presidente dell'Unione Folclorica Italiana, associazione che aggrega importanti associazioni culturali e folcloriche di tutta Italia e della Sardegna. Buonasera intanto sindaco, buonasera assessora. Allora, adesso Mino Meloni, ecco ci siamo. Dicevo, apriamo ufficialmente con questo quadro alle nostre spalle che anticipa davvero dei contenuti piuttosto intriganti e piacevoli, ma ufficialmente diamo il benvenuto insomma, per la edizione numero 18 dei Momenti di Folklore. Sì, benvenuti innanzitutto anche a Ottavio, che è un grande presentatore della Sardegna. Do ufficialmente il benvenuto a tutti i gruppi che oggi si esibiranno qua in questa giornata. Una giornata di folklore che è la giornata anche della conoscenza, delle tradizioni, la giornata di socializzazione. Ringrazio il gruppo Folk San Biagio che da 18 anni organizza questa bella serata, molto partecipata anche quest'anno, e tra l'altro loro quest'anno festeggiano i 45 anni di attività, una realtà per il nostro paese che collabora ad ogni manifestazione e che sta cercando di tramandare le tradizioni folcloriche anche ai più giovani, perché continua a fare dei progetti con la scuola. Dicevo dei 45 anni, per chi non l'avesse vista hanno allestito una mostra in Casa Medda che ripercorre un po' la loro storia, quindi molti di voi si rivedranno anche in alcune foto. Vi auguro a tutti una buona serata e anche io adesso mi godrò lo spettacolo assieme a voi. Grazie. Grazie infinite sindaco, grazie davvero. Francesca Zorco. Sì, buonasera. Anche io mi associo ai ringraziamenti per il gruppo Folk San Biagio che questa sera ci presenta Momenti di Folklore, una bellissima serata all'insegna dei colori, del ballo, della musica e delle tradizioni popolari. Voglio ringraziarli anche io per l'attività che svolgono tutto l'anno, da tantissimi anni, come ha detto il sindaco, 45 anni. Sono sicura che insomma, la loro attività sarà molto preziosa per il nostro paese e anche per i più giovani, per le attività che svolgono con la scuola. Infatti questa sera vedremo tanti bambini sul palco. Ringrazio e do il benvenuto anche ai gruppi che arrivano da fuori, Busacchi e Teulada, ma anche Repubblica Ceca, abbiamo detto anche la Georgia e la Polinesia. Repubblica Ceca, quindi rinnovo i ringraziamenti, ringraziamo anche la Proloco e le attività che rendono possibile questa serata con il loro supporto. Sicuramente Ottavio Niedu questa sera sarà un grande valore aggiunto per la serata. Grazie. Grazie davvero, siete davvero molto gentili, io vi ringrazio molto. Presidente dell'Unione Folclorica Italiana, questo organismo che racchiude intorno a sé tutte le esperienze del nostro paese nel campo delle tradizioni popolari, un piacevole orgoglio è quello di sapere che il presidente nazionale è un sardo di Sesto e quindi insomma, vuol dire che la Sardegna a livello nazionale ha una grande rappresentanza, credo forse la più importante anche come folklore vivente, e quindi sono molto felice che sia presente perché il gruppo San Biagio è affiliato all'Unione Folclorica Sarda e Italiana di conseguenza. Beniamino Mino lo chiamiamo noi, Meloni. Ah sì, lo prendi tu. Buonasera a tutti, grazie della presentazione a Ottavio. Porto i saluti di tutta l'Unione Folclorica Italiana, è una federazione che tutela i gruppi, li accompagna
nelle difficoltà anche amministrative, perché ormai anche le associazioni si devono dotare di alcuni passaggi che la legge ci impone, quindi bisogna conoscerle e essere attenti. Ringrazio naturalmente Stefano per avermi fatto invitato alla loro 18ª edizione. È da un paio di anni che partecipo e vedo che di anno in anno c'è sempre qualche tassello in più. Perciò faccio gli auguri, mi associo anche a quello che ha detto l'assessore e anche il sindaco, che abbiamo anche una ciliegina in più sulla torta, che è dell'amico Ottavio Niedu, che sicuramente, almeno a mio avviso, reputo il miglior presentatore della nostra regione. È vero, perché abbiamo bisogno anche di queste persone, perché non lo fanno solamente per mestiere, ma credono in quello che fanno, e quindi abbiamo bisogno anche di queste cose. Esatto. Perciò faccio gli auguri di nuovo al gruppo, con la speranza e l'augurio che anche l'amministrazione continui a essere vicino al gruppo per poter crescere man mano, e con loro crescono anche i ragazzi che continueranno a portare avanti le nostre tradizioni. Grazie a tutti. Sì, Emilio, hai centrato un argomento, perché poi stasera vedremo il risultato di un laboratorio, di un trasferimento delle conoscenze ai più giovani, ed è un'operazione molto molto importante, ma ne parleremo dopo. Adesso, per completare la cerimonia di apertura di questa edizione numero 18, ovviamente l'abbiamo citato tante volte, Stefano Podi, che è il presidente dell'Associazione San Biagio. A te. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. C'è un po' di emozione perché vedo la piazza anche abbastanza piena, insomma, niente, io ringrazio l'amministrazione che ci ha dato sempre fiducia, ci dà fiducia, ci supporta, ci sopporta, però insomma tentiamo di portare avanti quelle che sono le nostre tradizioni, quelle che a noi hanno tramandato gli altri. Niente, buona visione. Grazie Stefano. Allora io vi invito ad accomodarvi, grazie, a godervi insomma di questa bella serata e a seguire naturalmente anche i gruppi, la rappresentanza dei gruppi che lasceranno il palco per dare lo spazio subito intanto a Diego Sedda, che vorrei avere sul palco. Diego, vieni. Diego, fisarmonicista sensibile, attento, profondo conoscitore delle nodas, dei balli popolari sardi, ma della musica più in generale. E stasera sarà nostro complice in tante occasioni, no? Ci darà supporto musicale, ritmi e tempi per l'esecuzione di balli. Il primo proprio del gruppo San Biagio, perché partiamo da casa naturalmente, e quindi io vorrei avere, se fosse possibile, già tutto il gruppo Folk San Biagio sul palco, così possiamo ammirare in pieno l'associazione, tutti sul palco, per l'esecuzione insieme alla fisarmonica di Diego Sedda di quello che è il nostro ballo universale, su ballo sardo, su ballo campidanesu, quindi tutte quelle nodas, quell'architettura sonora che le Launeddas inizialmente hanno generato e che poi musicisti come Diego fanno trasposizione sul loro strumento. Tutto è pronto, segnaleremo giusto qualche altra cosa sulla associazione, ma adesso lasciamo lo spazio per il ballo campidanese. Non so che cosa sia successo al mio microfono, ma sento che è successo qualcosa che non va. Eccoci qua, grazie Germano, adesso è tutto ritornato. Buon lavoro a Germano che ci seguirà dal punto di vista tecnico. Allora, con Diego Sedda apriamo la festa del ballo con su ballo Sorresu, quindi il ballo di casa della comunità, con la fisarmonica e con tutto l'entusiasmo dei partecipanti dell'associazione. Buona festa!
E allora state ancora qua un attimo. Grazie a Diego. No, mi faceva piacere insomma salutare ancora tutta l'associazione, vedere come le camicie assumono una dimensione di eleganza locale con queste pieghettature e inamidature che dietro creano e compongono quasi come delle grandi ali. Questo vezzo riportato anche da qualche uomo, che i pantaloni stessi venivano pieghettati in occasione di grandi feste. Insomma, una personalizzazione di una moda locale che evidentemente nel vestiario popolare locale emerge chiaramente. Quindi con loro e con Diego, che ritroveremo più tardi, avremo occasione insomma di partire in questo nostro piacevole viaggio. Il primo gruppo internazionale è una sorta di gruppo transcontinentale, perché esattamente nella linea di demarcazione fra il continente europeo e quello asiatico, anche se dal punto di vista culturale sono certamente molto più vicini all'Europa orientale. Sto parlando della Georgia, che ha una grande tradizione nelle danze popolari. Vedrete come le donne sono estremamente eleganti, hanno queste figure, questi movimenti armoniosi, ma gli uomini, e questi sono tutti giovanissimi, manifestano una grandissima forza, abilità, mantengono sempre insomma nel passaggio questo ballo sulle punte dei piedi, movimenti atletici, insomma mescolano gli aspetti appunto della forza fisica con quello dell'arte della danza popolare, delle coreografie che loro stessi hanno realizzato. Il tempo di preparare i microfoni per dire che a proposito della musica che qui avremo con accordeone e tamburo, quindi percussioni fisarmonica, chi conosce la musica popolare della Georgia sa che c'è un patrimonio enorme con tutta una serie di strumenti musicali, liuto, violini, flauti tipici del territorio, e la loro musica, la lavnana, è diventata anche patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, quindi insomma c'è una grande ricchezza culturale. Il gruppo Gurgiani, che è nato negli anni 60, nel 1961, ci porterà prima in un viaggio con i giovani una rappresentanza di una delle regioni, forse la più rappresentativa della Georgia, poi avremo soltanto appunto degli uomini, una parte strumentale, per concludersi poi con tutti i ballerini che manifestano quelle abilità di cui vi avevo detto nella danza di corteggiamento e di festa. Quindi il gruppo Gurgiani è dunque la Georgia.
E questa era la grande proposta della forza, delle danze della Georgia, dei giovanissimi dell'associazione Gurjani. Vorrei poi fare con questo bell'applauso un ringraziamento a tutta l'associazione. Un momento. Vorrei però, venite qua, un grande applauso a due grandi musicisti della Georgia. Veramente bravi, veramente straordinari. Una musica complessa, articolata, note dispari, straordinari. Thank you very much. Ok, allora, abbiamo parlato di un laboratorio. Vedete, quest'anno c'è questa caratterizzazione che mette in luce su questo palcoscenico anche la vita dell'associazione San Biagio di Villasor. Adesso Diego Sedda dovrà prendere nuovamente posto con la sua fisarmonica. Ne approfitto prima, però siccome ho tanti ringraziamenti, vorrei ringraziare la Proloco, l'ha fatta anche il sindaco, ma mi unisco per ringraziare la Proloco di Villasor, la Protezione Civile dell'Associazione I Falchi, l'Associazione del Volontariato La Fenice, il Comitato di Sant'Antioco, la Compagnia Barracellare, i Vigili Urbani di Villasor, l'ingegner Carlo Piras, tutto lo staff del service, grazie Germano e tutti i suoi collaboratori, i dipendenti comunali, i dipendenti della biblioteca e tutti coloro che insomma a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo appuntamento. Il sindaco ha anche citato questa mostra fotografica che vi suggerisco, perché qui a Casamedda c'è un po' la storia degli ultimi 45 anni, 40-45 anni del gruppo, con il lavoro di Francesco Virdis e Luigi De Sogus, che hanno curato appunto questa mostra antologica sulla vita dell'associazione. Adesso questo laboratorio di cui vi parlavo è molto interessante perché ha lavorato l'associazione su un progetto di cultura sarda intitolato In Noi Sardigna. Praticamente il progetto era dal girotondo al ballutundu, cioè i bambini delle scuole materne, delle scuole primarie, dai 5 ai 7-8 anni hanno partecipato a questo progetto presso la scuola appunto dell'infanzia e primaria Ernesto Pugeddu qui di Villasor. Un progetto lungo da ottobre a maggio, quindi tante ore di lezione, 5 istruttori impegnate, tante classi, e per questo si sono svolti anche dei saggi e uno di questi lo vedremo stasera. È un progetto In Noi Sardigna, è un progetto pluriennale e per questo voglio ringraziare anche il dirigente scolastico e i docenti che come dire, hanno prestato la propria professionalità e passione a questo progetto. Quindi grazie a tutti. Adesso io vorrei i protagonisti li facciamo accomodare sul palco, così li possiamo anche applaudire. Eccoli qua. Questo è un modo per non solo trasferire la conoscenza meccanica
dell'azione del corpo nei confronti del ballo, ma il gruppo folk Stefano, insieme a tutta l'associazione, ha voluto proprio cercare di innestare la passione. Questa è una delle cose più importanti e io spero che molti di questi ragazzi presto vadano a far parte dell'associazione e continuare all'interno del gruppo San Biagio. Su ballo sardu campitanesu, ma in una forma ovviamente non troppo elaborata, quindi Diego metti freno alle tue passioni, facciamo una cosa un po' semplice e vediamo i giovanissimi, va bene, i futuri componenti dell'associazione, ma certamente i partecipanti a questo progetto in Noi Sardigna. Ragazzi, manca solo il vostro applauso bello e loro iniziano.
Cari ragazzi, caro Stefano, devo dire che a giudicare dalla risposta del pubblico è stato un successo straordinario. Quindi grazie per questo lavoro e tra l'altro il gruppo San Biagio è da 45 anni, lo abbiamo detto, impegnato nel mondo del folklore, delle tradizioni popolari. Una cosa bella è successa 5 anni fa perché questo sguardo internazionale ha portato loro ad un gemellaggio culturale con una associazione spagnola, quella della città di Alagón, col gruppo Virgen de Castillo, e tra l'altro gemellati anche con l'amministrazione comunale, quindi un aspetto, come dire, istituzionale. E adesso sono sempre impegnati, insomma, con le processioni, le attività, questo impegno del Momenti di Folklore, e poi il 1° agosto a Sant'Antioco, perché Villassor ha una particolare devozione per Sant'Antioco e loro saranno i rappresentanti della vostra comunità per la festa del 1° agosto. Grazie ancora per tutto il lavoro. Inviterei un organettista, passiamo dalla fisarmonica, è già pronto, dalla fisarmonica all'organetto diatonico, strumento che in Sardegna arriva alla fine del 1860, si diffonde prima nell'area centrale, ora credo possiamo dire in tutto il territorio regionale, nell'accompagnamento principalmente delle danze popolari, in alcuni casi anche canti a boghe organittu particolarmente interessanti. Matteo Diana, che conosce bene insomma tutti gli aspetti e le sfaccettature del ballo di Busacchi e non solo, insomma, visto che la sua è un'attività intensa dal punto di vista musicale, però in questo caso accompagna il gruppo di Busacchi Bella Mia, e io li vorrei avere subito sul palco perché così cominciamo a soddisfare anche lo sguardo verso la bellezza del vestiario popolare di Busacchi, che ha incantato tanti questo abito. In particolare io ho sempre questo riferimento di Filippo Figari, che ha voluto, quando ha affrescato le sale del Palazzo Baccaredda di Cagliari, la sede del comune di Via Roma, nella sala dei matrimoni c'è questo affresco che ci riporta agli abiti tradizionali di Busacchi e a una scena del matrimonio. Questo la dice lunga sulla tradizione. Infatti a Busacchi ancora oggi, come dire, alcune donne vestono abitualmente col vestiario tradizionale, quindi una tradizione mai interrotta. È un paese che ha resistito, insomma, e quindi è diventato facile per l'associazione Busacchi Bella Mia riproporre tutti gli elementi del vestiario popolare, il museo del lino, della tessitura, insomma tante cose importanti in questo centro. E l'aspetto etnocoreutico del ballo, come il ballo rituale su Balle Usacchi, dove anche in questo caso hanno, come dire, creato una complessità in tutta una serie di virtuosismi, di furias, di passaggi, di picchiadas, sia dal punto di vista strumentale che nella restituzione dei movimenti e delle figure. E poi la danza di corteggiamento, che ha una diffusione regionale, ma a Busacchi assume una sua fisionomia, diventa sannanza e c'ha questa doppia cadenza ritmica, il promenade, la parte più virtuosa e vibrante. Insomma, sarà interessante entrare nel mondo delle danze popolari di Busacchi col gruppo Busacchi Bella Mia, in Suballe Usacchi, Sannanza, e naturalmente la musica dell'organetto diatonico di Matteo Diana.
Beh, questo ulteriore applauso per tutti i componenti dell'Associazione Culturale Folclorica Busacchi Lamia. Grazie Lino Cordella non solo per l'impegno con l'associazione ma anche con tutto il mondo del folklore, perché abbiamo avuto in apertura Mino Meloni, che è presidente nazionale dell'UFI, Unione Folclorica Italiana. Esiste per via della importanza del folklore regionale in ambito nazionale, esiste anche l'Unione Folclorica Sarda ed è appunto presieduta da Lino Cordella, quindi grazie anche per questo impegno più generale nel mondo del folklore. Grazie Matteo, Diana, per la tua bella musica. Segnai ancora poco per accompagnare il gruppo Grazie Matteo. Adesso i tecnici audio sistemeranno il palco per il prossimo quadro internazionale, però ho veramente tante persone che rendono possibile questo appuntamento arrivato alla 18ª edizione e alcuni li vorremmo menzionare proprio uno per uno perché mi sembra giusto, insomma, restituire la gratitudine a tutte queste persone, alla signora Melis Teresa, Anna Giulia Farci, Alessandra Lasio, al Consorzio Agrario della Sardegna, quindi di Villassor, alla Domus System, a Lilli Casa, a Gianni Schirru, a Leontina Brazzu, a Consuelo Pilloni, a Emanuela Diana, a Federico Inticu Federico, Daniela Medda, Giuseppe Iossa, poi l'abbigliamento questo l'hanno corretto, Canellas, bene. E anticiposto una cosa, a pizzo sono Siligi nuda. Poi Montis Marinella, la tabaccaia, poi l'oculista Sandro Murgia, signor Medda Giuseppe, la Simax di Pinna, Marcella Piano, e mi fermo qua perché poi ce ne sono altri, ma li ringrazieremo dopo. Aiutatemi a dire grazie a queste persone con un applauso, via.
la Polinesia, c'è tutto un progetto piuttosto interessante. Loro sono nell'area della Oceania, sono forse 1000 e più isole sparse in tutto questo loro territorio, ma è interessante il progetto che questo gruppo McCoy ha realizzato da qualche tempo. Loro sono nati 3 anni fa, nel 2020, ma hanno un'esperienza proprio di attività artistica, musicale, delle danze eccetera, riproponendo quello che è il lavoro ispirato alle tradizioni popolari di questo triangolo polinesiano che va dalla zona della Nuova Zelanda all'isola di Pasqua, alle isole Hawaii, diciamo tutta l'area dei mari del sud in pratica, e ogni volta loro portano in scena un'isola, uno spettacolo, una cultura. Quella di stasera del gruppo appunto McCoy già dall'anno scorso ha provato a fare ricerca e interpretare quelle danze che sono particolarmente piacevoli, molto romantiche, di quell'isola di Pasqua che in realtà la cinematografia internazionale ha, come dire, restituito col nome originario di Rapa Nui, e anche lì ci sono tutta una serie insomma di danze, di sonorità con l'ukulele, le chitarre, djembé, quindi percussioni e tutta una serie insomma di strumenti musicali che serviranno a scandire i ritmi dell'isola di Pasqua, quindi di Rapa Nui. E nei mari del sud c'è la danza di guerra, quindi ci sono tutte le rappresentazioni, ci sono i momenti del gioco, i momenti del corteggiamento e ci sono insomma tutte quelle danze che hanno una sorta di rielaborazione ma che si ispirano alla tradizione popolare, perfino con quei giochi che hanno, come dire, una diffusione universale, ci sono praticamente in tutte le parti del mondo. Quindi questo sarà il quadro molto suggestivo, anche perché diciamo che in tutti i festival internazionali difficilmente si ha la possibilità di ospitare queste formazioni che arrivano insomma dai mari del sud, quindi è una occasione estremamente piacevole. Vedo che tutto è pronto, per cui diamo ancora una volta, accendiamo il mixer con tutti i microfoni relativi per applaudire il gruppo McCoy che rappresenta la Polinesia ma che in realtà ci porta a Rapa Nui, all'isola di Pasqua.
Ha! Kuatika koru aita aku tangata amomo engaro aroa ya ya te ahi tuno kia kia have avea hiringate manu Kuatika koru aita aku tangata amomo engaro aroa ya ya te ahi tuno kia kia have avea hiringate manu Aku tangata amo mo engaro aroa ya ya te ahi tuno kia kia have avea hiringate manu Kuatika koru aita aku tangata amo mo engaro aroa ya ya te ahi tuno kia kia have avea hiringate manu
Himatara ai te wae, kiteki e akeri mai. Yana te atea, yana tou, e tururo pata, kite mea mea. Ano iera, hai waitoa, hiroto i te kaha, kaha mana era. Iriringa o tuki e, himatara ai te wae, kiteki e akeri mai. Yana te atea, yana tou, e tururo pata, kite mea mea. Ano iera, hai waitoa, hiroto i te kaha, kaha mana era. He turu atu era i te wae, he paru paru era i te hopo, kakakamaero a te aringa. Paru, he hamatara e te rima, he turu atu era i te wae, he paru paru era i te hopo, kakakamaero a te aringa, kakakamaero a te aringa. Si, si, si. Sì. Kauru, kauru, kauru te jami, kajere, kajere, kajere te vere. Kauru, kauru.
papaira o pua te ohe ohe. Monta ke amai e hau e tau te aena, ai o toi te karawawe. Monta ke amai e hau e tau te aena, ai o toi te karawawe. E honure mea mea he aha tau maku. E honure aha tau maku. E aha tau maku he pua karango mai. He aha tau maku he pua karango mai. Haka hunu no mai koe te hunu e mai runga ki hiringa wawe. Haka hunu no mai koe te hunu e mai runga ki hiringa wari. Haka papa ka no mai toi tau paka e nai runga i te papaira o pua te ohe ohe. Monta ke amai e hau e tau te aena, ai ro toi te karawawe. E honure mea mea he aha tau maku. E honure mea mea he aha tau maku. He aha tau maku he pua karango mai. He aha tau maku he pua karango mai. Hey! Maururu! Bene, grazie ancora per Polinesia e Mari del Sud più in generale per quello che ci hanno proposto sia dal punto di vista musicale che delle danze. Approfitto, visto che c'è ancora il tempo di un cambio palco, per intanto ringraziare il gruppo Sumasu di Elmas che collabora con il gruppo San Biagio col suo festival internazionale che insomma poi diventa ovviamente anche una tappa qui, quindi grazie e complimenti al gruppo di Elmas anche per il lavoro che sta svolgendo. E ho ancora qualche ringraziamento perché ne cito solo tre. Gli allevatori Fabrizio Vinci, Gianfranco Secci e Oscar Frau. Grazie a loro, poi proseguiremo con altri ringraziamenti. Intanto Diego Sedda, non vedo Diego Sedda, com'è possibile? Come mai la fisarmonica di Diego Sedda non è presente sul palco? Cosa è successo, Diego? Cosa è successo? Vieni. Perché Diego, che oggi come detto ne abbiamo fatto fare un po' gli straordinari a dire il vero, ma lui insomma è un maestro di questo strumento e sa bene come accompagnare tutti i gruppi. Oltre al gruppo San Biagio, oltre al saggio dei bambini, dei ragazzi, dei giovanissimi del laboratorio, dovrà accompagnare anche il prossimo gruppo, che è un gruppo molto rappresentativo di una subregione storica importante che mantiene insomma in attività con molta attenzione le tradizioni popolari locali. Siamo nell'area del Sulcis, come detto, e il gruppo è il gruppo di Teulada, quindi li vorrei avere sul palco, il gruppo di Teulada che fa capo all'associazione turistica Proloco. Abbiamo ringraziato anche la Proloco di Villassor e a Teulada svolge un'attività intensa, insomma, sia dal punto di vista turistico ma anche culturale, folclorico, ed ecco che il gruppo della Proloco li vorremmo avere sul palco, così li possiamo già salutare, applaudire, anche perché questa associazione nasce nei primi anni 70, cioè una decina d'anni dopo la costituzione dell'associazione turistica. Si è sentita l'esigenza anche di creare e ricreare l'associazione legata al mondo del folklore, e così ecco che le camicie degli uomini con questa zughiera, con questo collo così alto, lavorate con a punte nu come usano caratterizzare insomma la lavorazione, piuttosto che su punta brodu dell'abbigliamento femminile, delle camicie delle donne, che ha già caratterizzato. E poi ci sono queste reminiscenze della, come dire,
periodo spagnolo o portoghese, attraverso alcuni elementi che coprono il capo agli uomini, che già dalla seconda metà dell'Ottocento erano in uso, oramai avevano circuitato in Europa, e la Sardegna non è esclusa da questo tipo di influenza, e Teulada è una di quelle comunità che per primi ha mantenuto anche questo modulo del copricapo nel vestiario tradizionale, che poi è caratterizzato dai scraccioni, quindi dal pantalone piuttosto lungo sotto il ginocchio, insomma tutta una serie di elementi che identificano, proprio diventano identitari di questa comunità. Nel ballo per stasera hanno scelto invece di portare il ballo proprio più importante per quanto riguarda la festa e l'aggregazione. Loro hanno tutto il patrimonio delle danze sulcitane, del passo campidanese, ma esiste anche, noi in genere nell'area meridionale usiamo ballare su ballo all'irgu, su ballo lestru o ballo brincu, cioè quei balli dell'area centrale che noi universalmente chiamiamo ballo gabillu. E allora con quella tipologia di definizione i ritmi sono estremamente veloci, assolutamente brillanti, e quindi mettono a dura prova anche la preparazione dei ragazzi. Quindi Subassu sarà il primo dei due che seguiranno, e poi Sa Serpentina, che evidentemente la dice lunga già il titolo sul contenuto e sullo sviluppo del ballo, che si libererà dal vincolo del cerchio per creare tutta una serie di intrecci, movimenti, figure e passaggi che sono tipiche di questo loro ballo. Quindi con Diego Sedda, il gruppo Proloco dei Teulada.
Caro Diego, grazie. E grazie all'Associazione Turistica Proloco di Teulada, che ha completato il quadro relativo ai gruppi sardi. Adesso andremo ad atterrare nella Europa centrale, nella Repubblica Ceca, per concludere insomma i nostri momenti di folklore dell'edizione numero 18. Prima di arrivare al gruppo che concluderà insomma questo quadro e questo appuntamento, devo concludere anche con i ringraziamenti. Intanto ASD New Club Group di Marcella Piano, poi ancora Daniela Vacca, rivendita ciclo motoricambi, poi la Para Pharma 3, poi ancora Valdes Vittorio per la lavanderia, centro estetico di Sabrina Azzori, e poi parrucchieri Marcello Podda e Clara Marongiu, ancora Cossu Michela, poi Pirodi Fernando, Diana Patrizia, Pirodi Fabrizio, Altea Gianfranco e C, società nome collettivo, la pescheria, insomma le macellerie di Giuseppe Sonedda, di Giorgio Marcias e di Antonio Erbì, i panifici di Gianfranco Porta, di Montis Mauro, Anna Podda e di Serrau, ancora Cerina Macellerie, gli allevatori Gianfranco Pintore, la pasticceria Virdis e l'Asia Flora di Diego Sedda. Grazie infinite a tutti, davvero grazie, grazie, grazie. Allora abbiamo detto Europa centrale, il gruppo si chiama Velicica. Velicica è il nome di un fiume di questa cittadina piccolissima di 2000 abitanti, siamo nella regione della Moravia. Voi sapete la Repubblica Ceca è formata da due macro regioni, la Boemia e la Moravia, e loro vengono da quest'ultima regione storica. La città è Velika nad Veličkou. Questa città è una città, come vi dicevo, di 2000 abitanti, ma nel mese di luglio, quando organizzano una manifestazione simile a momenti di folklore, arrivano più di 5.000 persone, 300 artisti dei gruppi folcloristici, insomma vivono molto attivamente l'aspetto legato al folklore dal 1953, perché è una delle formazioni storiche insomma della città, quindi insomma è molto importante. C'è una danza che li caratterizza tutti, che si chiama Sedlačka, che in realtà è una danza come dire, che è rappresentativa di tutta la zona della Moravia, della Repubblica Ceca più in generale. È una danza di coppia ed è caratterizzata da uno strumento musicale, il cimbal, che è il cembalo, questo strumento musicale, questo cordofono a percussione, insomma, che ha un suono certamente incisivo ma estremamente delicato, al quale poi si aggiungono violini, basso forte, insomma altri strumenti musicali che completano la parte orchestrale del gruppo Velicica. E loro ci proporranno appunto i balli dell'area della Moravia, però in particolare la regione di Ornacko, che è la regione di loro appartenenza, e saranno 3 in pratica i quadri che noi avremo occasione di vivere insieme dal punto di vista musicale ma anche delle danze. Tenete conto che gli abiti sono alcune riproposizioni, ma di quelli che sono effettivamente in uso, sono stati in uso fino al secolo scorso abitualmente in questa regione. E con questi abiti appunto avremo modo di vedere 3 danze. La prima ve l'ho detto, che insomma è questa Sedlačka, che è il ballo più rappresentativo, balli e canti insieme ai suoni, e poi ancora altre 2 balli che ci riportano insomma a ritmi più veloci e brillanti, come in quest'area della Europa sanno esprimere. Tutto mi pare che sia pronto, se non l'ultimo accenno, per cui siccome è tutto pronto noi concluderemo questo appuntamento dell'edizione 18 di Momenti di Folklore non appena verrà posizionato l'ultimo microfono, e poi avremo occasione insomma di ospitare questa formazione molto
molto molto interessante e preparata, che ripeto dagli anni 50 rappresenta in tutta Europa e non solo, perché spesso valicano i confini continentali, proprio nella rappresentazione delle danze popolari del loro paese. E come vedete anche dei canti, perché come vi ho detto, soprattutto il primo, che è il più rappresentativo insomma di tutta l'area della Repubblica Ceca, si sviluppa con il suono, con l'aspetto etnocoreotico che poi diventa coreografico del balletto, ma anche dei canti. Quindi siccome tutto è praticamente pronto, possiamo invitare per ammirare gli abiti la Repubblica Ceca con l'ensemble Velička Folk Ensemble degli uomini, delle donne, dei giovani ragazzi appunto di questa zona centrale dell'Europa. La Repubblica Ceca.
Pomůžeme oprat. Děvčata, ústa, nedělejte právo, opereme dobře, zadívajte právo, opereme dobře, zadívajte. Pojďme sušit.
Muzikanti, došel jsem k vám, muzikanti, došel jsem k vám, ej, já mám grajcar, já vám ho dám, ej, já mám grajcar, já vám ho dám. Mám papuče roztrhané, mám papuče
Bene, ce l'avete un altro applauso anche per i musicisti però, forte, grazie, ciao ragazzi. Oh, dunque, abbiamo vissuto bene questa edizione numero 18, io tra l'altro sono anche molto felice perché per me è la prima volta che, come dire, prendo parte a momenti di folklore, sono molto felice, insomma, che mi abbiano voluto coinvolgere in questo progetto. Grazie a Stefano infinitamente, a Stefano Podighe, grazie a tutta l'associazione San Biagio di Villasor per l'impegno, per il lavoro. Stefano, vieni, così con lui, con l'applauso a Stefano lo facciamo a tutta l'associazione, anzi guarda, togliamo anche i microfoni così ti possono, come dire, vedere, fotografare, riprendere. Grazie a te, grazie all'amministrazione comunale, quindi al sindaco Massimo Pinna, all'assessora alla cultura Francesca Zorco, grazie a Mino Meloni, a tutti gli enti e le associazioni che abbiamo ringraziato, al gruppo Sumasu, ma grazie soprattutto, credete, io veramente vedo tante manifestazioni, però avere il piacere di un pubblico così partecipe non c'è sempre, quindi vi ringrazio molto personalmente per il vostro entusiasmo, per l'incoraggiamento che avete dato ai gruppi, che non è cosa da poco, fa parte, come dire, del progetto comune dello spettacolo, per cui grazie a tutti voi, grazie a tutta la squadra tecnica, veramente Germano e tutti i ragazzi, e grazie a te, grazie infinitamente. Speriamo insomma di ritrovarci in occasioni così belle come queste. Da parte mia, buon proseguimento, buone feste, buona estate e buon folklore, buona musica a tutti. Ciao! Vabbè, io ringrazio a te Ottavio per aver accettato il nostro invito e diciamo un piccolo omaggio dai nostri sponsor, dai, giusto per... Evviva! Grazie. A Trusannus.